Buongiorno a tutti, sono Diego Bellone, volontario di Legambiente e oggi siamo alla seconda tappa per il rilevamento della campagna malaria nel Veneto. Siamo a Spresiano, in provincia di Treviso, di fronte alle scuole elementari. Il tempo sembra abbastanza calmo, quindi dovremmo avere valori di PM10 rilevanti. La tappa di malaria si è fermata qui a Spresiano perché davanti a questa scuola c'è una strada trafficatissima. I bambini ogni mattina vengono a scuola e ogni mattina sono costretti a respirarsi un'aria infernale, perché questa strada che collega il centro di Spresiano con il centro di Arcadia è trafficatissima sia da auto che soprattutto da camion, da mezzi pesanti, e questo causa un forte aumento dei livelli di PM10 soprattutto negli orari di punta. Proprio per salvaguardare i bambini, la salute dei bambini sia dall'inquinamento acustico che atmosferico. Stiamo lottando anche con tutte le istituzioni proprio per far sì che queste macchine vengano tolte, soprattutto i camion, vengano tolti davanti a questi siti, a queste scuole, perché i bambini stanno respirando il veleno. Essendo bambini con polmoni in sviluppo hanno molti più problemi da adulti respirando smog a questa età. Come si vede dal grafico, nel giro di circa 10 minuti, un quarto d'ora, le concentrazioni di PM10 sono passate dai 22-25 a quasi 35, con un picco di quasi 40 microgrammi su metro cubo. Siamo sempre a Spresiano, adesso siamo davanti alla scuola materna che si trova all'incrocio con la strada Pontebana. La strada Pontebana è una via trafficatissima, una statale che collega Treviso a Conegliano e che convoglia tutto il flusso di traffico, soprattutto dei mezzi pesanti che vanno da zona industriale a zona industriale. È terminata la giornata di rilevamento a Treviso e i dati non sono stati molto favorevoli per ciò che dovevamo dimostrare, in quanto ieri c'è stata una giornata di pioggia e oggi è una giornata un po' ventosa, e quindi i livelli di PM10 dell'aria in Treviso città e nella zona lungo la strada statale Pontebana sono stati al di sotto dei limiti di legge. Tuttavia noi segnaliamo comunque il fatto che in queste zone del Trevigiano, soprattutto Treviso città e nei grossi centri urbani, i livelli di PM10 sono molto al di sopra dei limiti di legge, e i 35 giorni di sforamento consentiti da normativa sono già stati superati, nonostante siano passati solo 64-65 giorni da inizio anno. Per questo vogliamo segnalare che non sono stati adottati negli ultimi anni nessun provvedimento volto a diminuire queste fonti di inquinamento dell'aria, che sono polveri sottili e che sono fonte di danno alla salute dei cittadini, soprattutto dei cittadini che hanno problemi come i bambini piccoli che sono in fase di sviluppo e le fasce anziane di popolazione. La giornata di oggi, per quel che riguarda i rilevamenti, appunto non dà una reale evidenza della situazione critica dell'inquinamento dell'aria. Abbiamo nella zona di Treviso Centro e nella circonvallazione urbana valori medi intorno ai 20 microgrammi su metro cubo.
È tuttavia da sottolineare come, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, diciamo, quindi la giornata di ieri piovosa e la giornata di oggi ventosa, in corrispondenza del cementificio della Fassa siano registrate concentrazioni di PM10 attorno ai 100-150 microgrammi su metro cubo. Ecco, attorno ai cementifici, questo è uno dei siti che andremo a monitorare in futuro, in quanto è già stato segnalato da Legambiente in passato che attorno alle zone dei cementifici di Fassa e quelli di Nervesa e quelli di Grigoin dall'altra parte del fiume Piave sono dei siti molto inquinanti per la provincia trevigiana.